Carabinieri e polizia locale di Brendola stanno setacciando le immagini riprese dalle telecamere dei Targa System per identificare il furgone che ha travolto e ferito un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso. L'incidente è avvenuto verso le 6 in via Cavour lungo la provinciale 500. Il ciclista portato al pronto soccorso di Arzignano in codice giallo non è in pericolo di vita. La costernazione del sindaco. È deplorevole da parte di un automobilista non fermarsi, quindi fare omissione di soccorso, perché questo ha fatto omissione di soccorso, e quindi adesso so che i carabinieri e polizie locali stanno verificando. Lì in zona abbiamo un paio di targa system, adesso vediamo se erano perfettamente in funzione, perché tra ieri e oggi ci sono stati parecchi sbalzi di energia elettrica, quindi in genere i targa system sono sensibili, ma speriamo insomma che ci siano tutti gli elementi per riuscire a identificare questo che ha fatto omissione di soccorso. La strada provinciale 500 nel tratto denominato Pidocchietto si restringe pericolosamente. La carreggiata è limitata dal filare di alberi, un punto specifico dove nel recente passato sono già avvenuti incidenti gravi. Ma è una strada che bene o male è molto pericolosa, soprattutto per l'alta velocità. Lì abbiamo avuto in passato 2 morti l'anno scorso per un frontale fatto tra 2 auto che correvano molto. Con le biciclette sarebbe il primo caso che vediamo proprio di questa entità, però insomma sì, la strada è pericolosa, lo sappiamo, e cerchiamo insomma di sistemare quanto prima. Qui non sono presenti né marciapiedi né piste ciclabili, per questo l'amministrazione comunale aveva già previsto un intervento mirato per elevare il livello di sicurezza della viabilità. Sì, abbiamo già da qualche anno uno studio di fattibilità, perché sono 2 chilometri di pista ciclabile del costo di quasi 2 milioni di euro, e essendo una strada provinciale dovremmo farlo in collaborazione con la provincia. Un comune come quello di Brendola, che fa 6.500 abitanti, 1 milione di euro di investimento non è proprio una passeggiata, quindi adesso stiamo cercando di capire un po', di reperire finanziamenti. L'idea è quindi quanto prima di riuscire a coprire le provinciali. Quello è un altro tratto su Cavecchi, sono gli ultimi 2 tratti che ci mancano per avere poi tutte le provinciali in sicurezza.